Quinta giornata del girone di ritorno al Generale Gaeta, l'Enna ospita il Città di Gela, quarta forza del girone B d'eccellenza. Gialloverdi che non perdono punti dal pareggio contro la Ionica datato 12 novembre e ormai lontano ricordo, dopo 9 le vittorie consecutive e un testa a testa vincente con il Paternò che sta infiammando la lotta al vertice. Queste le scelte iniziali di mister Giovanni Campanella che dal primo schiera Di Carlo, Santonocito, Sena, Zappalà, Tosto, Boscaglia, Sessa, João Pedro, Veneroso, Cocimano e Vitelli. Risponde il Città di Gela Di Martino, Bellomo, Gambuzza, Martinez, Tuve, Trentacoste, Tomaino, Rechichi, Trepiedi, Signatè e lo giudice. Dirige la sfida il signor Alessio Lazzara, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, assistito da Angelo Smiraglia e Gianmarco Valenti, entrambi di Palermo. Si parte col film del primo tempo, subito break di Sessa che cerca l'imbucata su João Pedro, Di Martino respinge. Minuto 10, qualche problema per il Città di Gela, fuori Bellomo, al suo posto Veca, 20°, anche gli ospiti, incursione a destra da parte di Signatè che cerca l'1 contro 1, poi si defila calcia ma sull'esterno della rete. Al minuto 26 ancora Gela, lancio in zona lo giudice che riesce a ritrovarsi il pallone, scappa letteralmente alla difesa, lo giudice si può involare, guarda invece in mezzo, guarda il movimento di Signatè, sterza, risterza, c'era sul destro, lo prova col piedone, Di Carlo gli nega la gioia del possibile vantaggio. Minuto 28, l'Enna sbaglia, Signatè ringrazia e anche in questo caso mira verso la porta il numero 9, temporeggia, lo giudice vicino a lui, lo serve, ancora l'ex Paternò mette la sfera a destra dove c'è il compagno Veca, il neo entrato mette il pallone fuori, si resta sullo 0-0, grande chance per il Gela al Generale Gaeta. Minuto 31, João Pedro vince il duello, qui riesce a tenere il possesso, crossa dentro, conclusione di prima intenzione verso la porta, opera di Zappalà, pallone tra le braccia di Di Martino, ancora l'Enna con Boscaglia qui, illusionista a centrocampo, conclude verso la porta, Di Martino se la prende con i suoi che hanno sbagliato l'ennesimo pallone in uscita. Nel frattempo si prende posto praticamente dappertutto per assistere a questa sfida. João Pedro mette il pallone su Sena, il cross sul secondo palo, Veneroso la mette giù, la stoppa e poi conclude con questo mancino a fil di incrocio, ennesima per la sfiorata in maglia giallo-verde per Mauro Veneroso. Qui invece fa la lotta Vitelli e la fa benissimo João Pedro in buca per Veneroso in area di rigore, sembra sbagliare il controllo, poi forse il pallone gli si alza male, colpisce col destro ma la mette sul fondo, punizione battuta veloce da Cocimano. Siamo al 45°, che imbucata di Veneroso per João Pedro, cerca di incrociarla col mancino, Di Martino deve superarsi. Minuto 47, Sena prende l'auto a sinistra, scambia con il compagno Vitelli, perfetta la combinazione, il cross sul secondo palo, interviene Sessa che salta un avversario, slalom in aria, ancora Sessa col destro, Di Martino stavolta riesce solo a toccarla ma non può evitare il vantaggio dell'Enna 1-0 quando siamo al 47°. Nei minuti di recupero passano i padroni di casa, di lì a poco fischia 2 volte il signore Lazzara e manda le formazioni negli spogliatoi. Gara bellissima ed equilibratissima, l'Enna vince 1-0 sulla Città di Gela, fin qui decisivo il gol di Alfonso Sessa. Ci trasferiamo col film del secondo tempo, 68° angolo, in zona João Pedro che incorna di poco sul fondo. Minuto 75, ancora stessa combinazione, Veneroso dal corner, João Pedro tutto solo in area, stavolta se lo divora l'ex Cireale. Minuto 76, lo giudice riceve a sinistra, punta l'avversario, ancora lo giudice vede l'inserimento del compagno, se la porta invece sul mancino, crossa per Signatè che riesce a impattare, mette però sul fondo, esce João Pedro per Randis. Minuto 83, è un altro dei neoentrati, ovvero Orazio Urso, che si fa notare qui con questa bella combinazione che lo porta alla conclusione da fuori. Di Martino non si fida e respinge con i pugni. Al minuto 84 però rimessa laterale di Cocimano, viene spizzata da Sessa, Randis in area, cade così, subisce il fallo di Veca che si becca per il direttore di gara il secondo cartellino giallo e il conseguente cartellino rosso, calcio di rigore per l'Enna e Gela in 10 uomini. Sul punto di battuta a coronare il pomeriggio Salvatore Cocimano che invece sbaglia, pallone che finisce sul fondo, l'Enna cambia ancora, fuori Veneroso, al suo posto Rossi. Minuto 97, in area di rigore la svirgolata di Golisano, per poco non vale il 2-0 e l'autogol clamoroso del Città di Gela finisce invece al Generale Gaeta, finisce con la 10ª vittoria consecutiva per l'Enna di Giovanni Campanella, ancora primo, ancora A+1 sul Paternò che nel frattempo liquida il Città di Mister Bianco e festa al Generale Gaeta, si salta grazie al gol di Alfonso Sessa. Amici di Wisport è tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima!